I saldi più convenienti li trovi da Katia Store a Grisignano di Zocco. Sconti dal 30 al 50% su tutta la collezione uomo, donna e bambino. Siamo con Kim Sarandei, oggi indubbiamente una partita molto convulsa, diciamo, il primo tempo abbastanza un ritmo blando, poi nella ripresa secondo me è successo di tutto e non saprei neanche come descrivere questa partita. La descrivo io, nel senso che penso che sia stato abbastanza evidente che ci sono stati grandi errori arbitrali che hanno condizionato un po' tutto, insomma, tutto qua. Poi comunque voglio dire i tiri liberi della formazione ospite non sono andati a segno, abbiamo preso forse una disattenzione, il gol del 4-3. Sì, è chiaro che poi tutto non dipende sempre dagli arbitri, dipende anche dagli avversari e da noi. Lì c'è stata una disattenzione legata anche alla stanchezza e a tutto il momento, e quindi abbiamo arretrato troppo e abbiamo subito quella rete. Comunque Kim, oggi termina il girone d'andata, un girone d'andata più che soddisfacente per il Real Grisignano. Volevo chiederti qual è stata la tua partita più che ricordi con maggior piacere e quella che ti ha deluso di più, inclusa quella di oggi. Quella che mi ha fatto più piacere è stata contro il Florentia, dove abbiamo fatto una grandissima partita e anche abbiamo ottenuto punti. Quella che mi è dispiaciuta di più, devo dire, è Salinis, perché secondo me non siamo stati all'altezza. Mister Tony Marzella, l'allenatore dell'Italcabel Real Stat, secondo in classifica, oggi hai ottenuto una vittoria in una partita, diciamo, convulsa. Sapevamo che ci aspettava una partita difficilissima, perché su questo campo comunque hanno sudato tante squadre, hanno perso punti tante squadre e sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Siamo stati bravi a recuperare l'1-0 e portarci sul 3-1, non tanto bravi a gestire il doppio vantaggio e a chiudere la gara. Poi è normale, questa è una bella squadra dotata di giocatrici importanti che in qualsiasi momento possono sbloccare la gara. Sono per noi 3 punti importantissimi, quindi visto conseguiti su questo campo e in questo modo, quindi va bene in questo modo. Faccio i complimenti anche al Grisignano perché ha fatto una bella partita, non ha mai perso la testa, è stata in gioco dal primo all'ultimo minuto. E un girone d'andata molto buono per il Real Stat, seconda posizione in classifica, aspettando naturalmente la partita del kick-off. Che bilancio trai di questi primi 15 partite? È un bilancio positivo, non siamo una squadra candidata, guardando i pronostici, candidata ad arrivare tra le prime 4, abbiamo fatto benissimo fino adesso, abbiamo tenuto testa a tutti gli scontri diretti, abbiamo vinto tranne che col kick-off, le ragazze hanno lavorato tanto e quindi non possiamo essere che contentissimi di questo risultato ottenuto fino adesso. Abbiamo una doppietta di ragazze qui dal Palagrisi, una partita oggi terminata in modo amaro, però 2 protagoniste sicuramente, Adelaide tra i pali e Jessica, perché in una settimana molto diciamo movimentata hai mantenuto la calma e hai tirato fuori tutta la tua esperienza. Parliamo prima con Adelaide. Grandi parate anche oggi. Sì, cioè le mie parate fanno parte sicuramente del gioco e vengono sicuramente da un lavoro in allenamento che non è indifferente. E quanto conta avere di fronte a te uno dei portieri più forti che c'è in Italia, Valentina Margherita? A Valentina posso solo fare i miei complimenti e ringraziarla per l'aiuto che mi ha dato in nazionale, perché è stata veramente un esempio per tutti, perché continuava insieme a Marica a darmi consigli ed aiutarmi, quindi è sicuramente un esempio da seguire e ecco, basta.
Parliamo con Jessica, invece dicevamo prima di una settimana movimentata, poi però hai avuto la bella soddisfazione della convocazione in nazionale. Questa partita comunque sicuramente non meritavamo di perderla e come a Breganze meritavamo di vincere. Purtroppo sì, esprimiamo un bel gioco e come hanno detto anche gli avversari, purtroppo abbiamo peccato di ingenuità alla fine. Non sempre il bel gioco, come dice il mio mister, portano punti. Bisogna fare belle prestazioni, come dice lui, e continuare su questa falsariga che sicuramente arriveranno i punti che meritiamo. Faccio una domanda un po' antisportiva, però io forse ho notato una cosa, poca malizia nel prendersi il sesto fallo. Ma poca malizia, siamo una squadra sicuramente onesta e abbiamo provato, ci sono stati anche dei falli che si potevano fischiare, purtroppo l'arbitraggio non si sindaca, quello che decidono poi è così, e anche se si può aprire una parentesi molto, però vabbè, purtroppo fa parte del gioco e noi dobbiamo pensare a rimanere concentrate e a portare a casa i punti. Purtroppo non sono venuti e così è. E infine una domanda doppia, la partita che ho fatto anche a Kim, la partita più bella di questo girone d'andata e quella più amara. A livello sicuramente emotivo, probabilmente quella col Breganze, perché è stato un insieme di emozioni. A livello di punti, di punteggio proprio, sicuramente secondo me è stata quella con il Florenzia in casa. Sei d'accordo con Kim? Per me la più bella sicuramente è stata col Florenzia, perché oltre alla prestazione sono venuti i punti, quindi sicuramente è stata una bellissima partita, ma come tantissime altre. E per me il Salinis è stata la partita più amara perché non abbiamo giocato e quindi per me è quella la partita da migliorare, però ci abbiamo lavorato, ci stiamo lavorando e vediamo il ritorno come andrà. Fioccano i saldi da Katia Store a Grisignano di Zocco. Sconti dal 30 al 50% su tutta la collezione uomo, donna e bambino e su una vasta gamma di accessori moda e intimo. I saldi più convenienti li trovi da Katia Store a Grisignano di Zocco. Non farti sfuggire l'opportunità di comprare capi delle migliori firme a prezzi scontati dal 30 al 50%. Abbigliamento delle migliori marche, uomo, donna e bambino. Trovate anche capi fine serie a 5 e 10 euro su bambini e ragazzi. Katia Store veste dalla taglia 40 alla 54 e su ordinazione tagli con formato. I saldi invernali 2019 più convenienti li trovi da Katia Store a Grisignano di Zocco.